buongiorno a tutti, benvenuti in questa, scusate un attimo, in questa nuova live di Reni J. Oggi dobbiamo fare l'unboxing di due pacchi che sono arrivati da Amazon. Allora, buon 9 settembre a tutti, sono le 10:48 minuti di questa mattinata molto calda, devo dire la verità. È molto umida qui a Roma, non so nelle altre parti d'Italia com'è, ma è molto umida. Allora, volevo vedere se l'audio arrivava correttamente, pare di sì. Ok, quindi dobbiamo fare l'unboxing di due scatole. Questa è la prima, eccola qui, e questa è la seconda. Ok? Sono due bei scatoloni, belli grossi. Uno dei due pesa pure parecchio, uno dei due pesa pure parecchio. Allora, salve Enrico, salve Alfio, benvenuti a questa nuova live. Per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti che io vi leggo. Scusate, ma qui c'ho qualcosa che mi cade. Ok. Allora, abbiamo questi due pacchi, D15 oppure D13. Quale vogliamo aprire prima? Scrivetemi nella chat, D15 o D13? Quale volete vedere? D15 o D13? Questo è D15. D15. Oppure possiamo aprire il D13, scegliete voi, dai, tanto li dobbiamo aprire tutti e due. Vedete? D13. D13 o D15? D15, ok, selezionato D15 da Alfio. Allora, D15, mazza si pesi, oh. Allora, questo ovviamente è un pacco acquistato su Amazon. Io ovviamente oramai li mando sempre nei punti di ritiro, infatti vi consiglio, quando fate gli acquisti su Amazon, se non state a casa, mandateli in un punto di ritiro, che sia un bar, una tabaccheria come faccio io, che loro sono sempre aperti, in modo che così lo trovate sicuramente, passate lì e lo ritirate. Consiglio vivamente di non sfruttare le poste, perché a noi è stato chiuso l'hub per le ferie, quello dove noi mandiamo sempre le cose, e l'abbiamo mandata alle poste. Solo che quando voi mettete come hub le poste, non funziona come hub normale. Vi do queste informazioni perché così io che ci sono già passato. Intanto Fedele Coltellino Rosso mi sta aiutando ad aprire questo pacco. Ok? Rimettiamo a posto il fedelissimo Coltellino Rosso, ci servirà più tardi. Ok? Allora, vi stavo dicendo, non usate le poste perché loro sfruttano effettivamente un servizio di consegne postali e quindi vi chiedono anche il documento, oltre al codice del pacco, tutto quello che vi serve per ritirare un pacco qualsiasi in un punto di ritiro. Vi chiedono anche il documento, eventuali altri fogli da firmare, mentre invece se voi usate i punti di ritiro, come ci sono anche le edicole, i bar, tabaccai, diciamo chi aderisce al punto di ritiro di Amazon, lì fate vedere il codice a barre che vi arriva via mail e tutto finisce lì. Invece alle poste non è così, dovete firmare anche il ritiro, insomma è tutto gestito dalle poste come un pacco postale normale. Diffidate anche, io ho avuto quest'estate, non so se ve l'ho raccontato prima di aprire, tanto adesso questo è facile da aprire, una disavventura con Amazon, perché per il mio compleanno mia moglie mi aveva regalato due magliette, hanno fatto la consegna, noi stavamo a Francavilla al Mare, non stavamo a Roma. C'era uno di quei box di ritiro in cui tu devi scansionare il codice a barre, stava dentro la Todis di Francavilla al Mare. Noi siamo arrivati e praticamente abbiamo scansionato e dentro c'era una scatola vuota, completamente vuota. Era già aperta, quindi avete visto che Amazon, adesso ve lo faccio vedere, guardate, tanto qui questo è il paccone enorme che Amazon adopera per tenerci dentro altri pacchi. Quindi questo lo tiriamo via e questo è il pacco che io ho ordinato. Come vedete la grandezza è sempre quella del vinile, ok? Oh, guardate, così si vede meglio il logo del DJ's Got Talent. Più tardi parliamo anche del DJ's Got Talent,
rimanete quindi sintonizzati. Allora, Amazon, tutti i siti di Amazon. Allora, era ovviamente strappato questa parte qua e il pacco era completamente aperto dentro a questo, quindi vuol dire che sicuramente il trasportatore si è preso la maglietta, che tra l'altro era una maglietta, mi sembra me l'aveva presa della Commodore, una cosa che aveva a che fare con retro gaming. E quindi questa fu una disavventura. Comunque abbiamo comunicato immediatamente, stesso da dentro la Todis, perché la Todis non si è presa responsabilità, perché loro dice che ospitano soltanto il casupolotto con tutte le cassettine e basta, lì finisce, non hanno responsabilità. Quindi noi abbiamo contattato il servizio clienti di Amazon e in 24 ore ci hanno fatto il rimborso. E poi un'altra magliettina ancora, che loro me ne hanno regalate due, un'altra è andata proprio persa, non è mai arrivata, anche lì rimborso. Ci hanno fatto il rimborso di tutte e due e va bene così. Mentre invece io con i vinili, diciamo, non ho mai avuto problemi. Allora, vogliamo vedere cosa c'è qui dentro? Procediamo con l'apertura? Vedete, qui c'è sempre il pallino nero e poi c'è la freccia che indica verso dove bisogna aprire questo pacco. Ok? E noi facciamo esattamente come ci consiglia Amazon. Ok, questo per adesso lo poggio qua. Andiamo ad aprire. Ovviamente è un vinile. Voi sapete che io sono molto affezionato agli anni 80, non solo la Italo Disco, non solo la musica italiana, ma anche la musica internazionale. Beh, io poi vi metterò in descrizione tutti i link per acquistare anche questo disco. Guardate che cosa ho preso. Madonna, è uscito un bellissimo doppio vinile. Adesso costa anche molto poco, perché appena uscito costava oltre 50 euro e io non l'ho pagato così tanto. Questo tra l'altro è il doppio vinile in edizione limitata e con i vinili color argento. Allora, aspettate. Ai ai ai. Allora, non so se la telecamera riesce a mettere a fuoco. Aspettate un attimo, poi vi faccio vedere il vinile. Qui dice Finali Enough Love 2 LP argento, edizione Amazon.it. Comunque non riesce a mettere a fuoco. Dovrò prendere prima o poi una telecamera nuova. Comunque forse così si legge meglio da più lontano. Chi ha la televisione grande magari lo riesce a leggere. Allora, Finali Enough Love. Allora, sono due vinili, doppio vinile, edizioni rimasterizzate 2022, ovviamente. Qui c'è, sul primo disco abbiamo Everybody, bellissima, Into the Groove, Like a Prayer Remix, tra l'altro Everybody, You Can Dance Remix Edit, Into the Groove, You Can Dance Remix Edit, Like a Prayer Remix Edit, Express Yourself Remix, Vogue Single Version, vuol dire che la versione è quella del 45 giri, Deeper and Deeper, David's Radio Edit, poi c'è sta Secret, Juniors Lucius Single Mix e Frozen Extended Club Mix Edit. E questi sono quelli che stanno nel disco 1. Ok? Non so se si riesce a leggere. Disco 2 ve le vado a leggere perché c'è Music, deepdish.com Radio Edit, Hollywood, Calderone e Quaili Edit, Hang Up, SDP Extended Vocal Edit, Girl Gone Wild, Avicii's UMF Mix, Living for Love, Offer Nissim Promo Mix, poi c'è Medellin, Offer Nissim Madame X in the Sphinx Mix, e poi Adon Search I Find Honey Dijon Radio Mix. Spero di aver letto tutto bene.
con il mio codice a Bari ho trovato un pacco indirizzato ad un'altra persona, fatto subito il reso e ho dovuto riordinare l'oggetto. Sì, come vedete ci stanno dei problemi con questi box di ritiro, anche perché nessuno controlla il fattorino, mentre invece nei punti come bar, ristoranti, sì, vabbè, pure i ristoranti lo fanno, alcuni ristoranti che stanno sempre aperti lo fanno punto di ritiro Amazon, quindi edicole, eccetera. Lì quando portano i pacchi, loro devono sparaflesciare che hanno ricevuto il pacco e quando sparaflesciano controllano che il pacco sia integro e che sia il destinatario sia quello scritto sul pacco e scritto sulla ricevuta. Quindi diciamo si prendono una bella responsabilità chi fa punto di ritiro, mentre invece queste scatolette stanno in ballo solo ai consegnatori, cioè ai trasportatori, a quelli che portano i camion e a nessun altro. Ovviamente Amazon saprà ovviamente chi è che ha fatto quella consegna e quindi magari poi passerai qua per una maglietta che era costata mi pare 25 euro, una cosa del genere, comunque molto poco. Allora questo è Magamix, se no non è Madonna, non è Madamix, è un altro disco. Tra l'altro mi manca Madamix. Finali Enough Love, vedete? Tra l'altro però qui non c'è scritto da nessuna parte, adesso non lo voglio ancora aprire, che questa è la doppia versione. Ah sì, c'è scritto Silver Vinyl. Qua non si metterà mai a fuoco. Ah, forse così. Vedete? Silver Vinyl. 2 LP Silver Vinyl. Quindi meno male, c'è scritto sul codice a barre, poi bastava sparaflesciare un attimino sto codice a barre qua. Allora, Madonna, ovviamente a me Madonna piacciono moltissimo i brani degli anni 80-90, molto meno quelli degli anni 2000. Infatti Madamix non l'ho ancora comprato, aspetto di trovare un'offerta. Piano piano ci sarà in offerta, Madamix si trova ancora da tutte le parti, anche perché è uscito in 2000 versioni, l'ho visto da IBS, da Mondadori, dalla Feltrinelli, l'ho visto da tante parti, ce l'hanno ancora i negozi di dischi, alla discoteca laziale, ce l'hanno un po' tutti quanti ancora Madamix, si trova, non è difficile, mi pare che c'è pure su Amazon. Allora, procediamo con quest'altro pacco che ride? Con quest'altro pacco che ride? O vogliamo parlare prima un po' del DJ's Got Talent? Ditemi voi. Grande Enrico. Lo so, è bello perché ci stanno dei bei remix e poi riedit 2022 di brani degli anni 80, belli, soprattutto sul disco 1. Mi è piaciuto parecchio e l'ho voluto prendere, anche perché a breve, anzi, parliamo di un'altra cosa. Il mio canale TikTok, sul mio canale TikTok ho sorpassato i 750 follower. A 1000 follower potrò iniziare a fare le dirette col cellulare, a 2000 follower potrò farle anche con OBS. Quindi diciamo quanto prima dovrete seguirmi anche su TikTok. Ok, io sto curando parecchio il mio canale TikTok perché da lì poi partirà tutto un altro progetto. Quindi se mi seguite su Facebook, su YouTube, su Twitch, approfittate per andare anche su TikTok e seguirmi anche lì, così mi aiuterete a crescere più velocemente e ne vedremo delle belle sul canale TikTok. Vi posso garantire questo. Allora, pronti per sballare questo? Questo è un altro bellissimo vinile, ve l'ho già detto, tanto che era un vinile. Tra l'altro qui non c'è lo scotch di Amazon, guardate un po', Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, pubblicità occulta, lo trovate su Amazon Prime Video, è una serie, non è un film. Ok, io intanto mi impicco per togliere, ecco, facciamo così, va, senza che mi impicco, a posto, grazie mille, coltellino rosso, poi dopo ce levo pure la carta e quella adesiva. Ok, e qui dentro ci troviamo un altro di questi, eccoci qui, vediamo, sì, allora è quello che dovrebbe essere che io ho preso. Ve lo copro così non lo leggete. Ok, allora questo è un altro bellissimo vinile, è uscito qualche tempo fa,
mi sembra che ci sia ancora disponibile su Amazon, quindi se vi piace vi consiglio di andarlo a prendere al volo. Cosa dire su questo vinile? Questo ovviamente non è anni 80 come quello lì, è anni 90, ok? Bellissimi i brani che sono contenuti in questo vinile che adesso andremo ad aprire, ok? Allora, guardate, pallino, oh, copriamo, pallino di qua, ok, aperto, giriamo, andiamo a vedere, mamma mia. È una cosa spettacolare questo disco, ve lo dico. Io sono molto affezionato ad un brano soprattutto che è in questo vinile perché mi è piaciuto tanto, quasi come quelli di Gigi D'Agostino, di Robert Miles, di DJ Dado. Allora andiamo a vedere chi c'è qui. Guardate un po'. Mauro Picotto Comodo. E questo è il The Best of Mauro Picotto. Allora, qua dentro ci sono tutti i più bei brani di Mauro Picotto. Ovviamente, essendo un The Best of, non poteva non esserci i più bei brani di Mauro Picotto. Ovviamente si inizia con Pulsar, con DJ Tiesto Remix che dura addirittura 7 minuti e 12 secondi, un qualcosa di spettacolare. 02 c'è ovviamente la mia preferita sua che è Comodo, tra l'altro c'è Mega Voice, il mix, sì adesso vabbè, quella la conosciamo tutti, se non la conoscete mettete su YouTube Mauro Picotto Comodo e andatevi a sentire la Mega Voices Mix, è una cosa spettacolare quel brano, ok? E poi c'è Iguana. Al lato B, tra l'altro lato A e lato B girano tutte e due a 30. Ah, pure questo è doppio vinile, tra l'altro l'ho pagato pure molto poco questo. Mazza, doppio vinile, molto bello questo doppio vinile. Allora, Lizard. Allora, abbiamo detto il primo brano Lizard, Mass Mix, 6 minuti e 18. Secondo brano Proximus, Medley Wix Ademus, Extended Version, 5 minuti e 38. Terzo brano del lato B del primo vinile è Pegasus, 8 minuti e 16. E l'ultimo brano del lato B del primo vinile è Comodo, Class Remix Extended, 3 minuti e 49. Ok? Poi il lato A del secondo vinile, c'è Pulsar, 8 minuti e 26, c'è Iguana, 7 minuti e 59 e c'è Lizard, 4 minuti e 36. Ok? Al lato B del secondo vinile c'è Back to Cali, 8 minuti e 40, Like This, Like That, 6 minuti e 38 e c'è My House, 6 minuti e 29. Come vedete sono pure brani abbastanza lunghi, quindi molto belli. Guardate, ve lo faccio rivedere. Mauro Picotto, c'è The Best of, dentro c'è Lizard, Pulsar, Pegasus e la famosissima Comodo, quella che piace di più a me. Tra l'altro la versione che a me piace di più è la seconda del lato A del primo vinile, che si chiama appunto Mega Voice Max Mix Comodo e dura 6 minuti e 20. Ok? Quindi questo era per quanto riguarda Mauro Picotto, il The Best of. Ok? Adesso volevo parlarvi un po' del DJ's Got Talent. Che cos'è il DJ's Got Talent? Vedete qui il loghetto del DJ's Got Talent, ok? Eccolo qui, il loghetto, lo ingrandiamo leggermente, il loghetto del DJ's Got Talent. Allora, il DJ's Got Talent, se volete maggiori informazioni andate sul sito www.djsgottalent.com, anzi io direi che possiamo direttamente andare anche noi a vederlo questo sito.
Eccolo qui. Allora, questo è il sito del DJ's Got Talent. Ok, cos'ha di particolare il DJ's Got Talent? Rispetto agli altri talent, agli altri contest? Praticamente il DJ's Got Talent si svolge tutto in live, quindi sia i DJ si esibiranno in live, sia i giudici e il pubblico faranno le loro votazioni tutte quante in live. Ok? Gli organizzatori, che sono Congi DJ, Dado DJ e Conte Max DJ, si stanno organizzando per fare in modo che i vari DJ si possano collegare comodamente da casa ed andare in live direttamente sul canale del talent. Il talent, tra l'altro, sta crescendo, e quindi sono attivi diversi, questo talent è attivo su diversi social. Come vedete dal sito, è presente una pagina Facebook, è presente su TikTok, su Twitch, dove è andato già in onda, su YouTube, dove trovate degli spezzoni, e su Instagram. Ok? Per il regolamento potete scaricare tranquillamente qua il PDF con tutto il regolamento, e se siete interessati ad iscrivervi non dovete fare altro che scaricare il modulo di iscrizione se siete maggiorenni. Se volete iscrivere i vostri figli non è un problema, andrete a compilare questo modulo di iscrizione per minorenni. In questo modo anche i DJ, nascenti, possono partecipare a questo talent. Già ce n'è stato uno che è molto forte, DJ Com, in giovane età ha partecipato al DJ's Got Talent. Ok? Quindi questo è il sito. La particolarità, lo ripeto, del DJ's Got Talent è che si svolge tutto quanto in live. Ok? Non c'è nulla di registrato, quindi sia chiamiamoli così, i concorrenti, i DJ partecipanti, come li vogliamo chiamare, sia i giudici sia il pubblico votano tutto online. I concorrenti si esibiscono, i giudici, che poi sono sempre Daddo DJ, Conte Max DJ e Congi DJ, faranno le votazioni, e alla fine di ogni episodio subito saprete chi passa alla fase successiva. Ok? Quindi una particolarità importante del DJ's Got Talent, che lo differenzia da tutti gli altri contest e da tutti gli altri talent che potete trovare in giro, che invece si basano su delle registrazioni. Ok? Allora, detto questo, volevo farvi vedere sempre tramite Google. Andiamo a vedere il disco che io ho comprato. Allora, questa è la versione doppio vinile nero del disco di Madonna, Finale Enough Love. Ok, doppio vinile nero, lo trovate ancora su Amazon, 34,99 il prezzo attuale, ed è ancora acquistabile. Ok? Alla discoteca laziale Finale Enough Love costa 40,70 €. Andiamo a vedere se c'è qualche altra versione alla discoteca laziale. Eccolo qua, questa è la versione trasparente. La versione trasparente costa 50,23 €. Andiamo a vedere su Amazon se ci sono altre versioni. Ok? Finale Enough Love, eccole qua. Guardate, c'è l'edizione questa qua trasparente. Andiamola a vedere su Amazon. Su Amazon costa 69,99 €, quindi 70 €, ed è la stessa identica versione. Vedete? Doppio vinile trasparente. Bellissima anche questa versione, che però è la stessa che poi trovate alla discoteca laziale a 50 €, quindi 10 € di meno. Ok? Qui risparmiate 10 €. Poi andiamo a vedere, torniamo indietro di una pagina. Questa è la versione invece a doppio vinile rosso, molto molto bella anche questa sta a 70 €. Guardate che bella la versione doppio vinile rosso, red vinyl. Perché costa così diverso da, per esempio, torniamo indietro, ci dovrebbe essere ancora, ecco, la versione questa qua, quella che ho preso io, la
La versione a doppio disco argentato, color argento, in esclusiva Amazon Hit, costa 43,16. Come vedete questo è venduto e spedito da Amazon, ok? Quindi finché Amazon ne ha delle copie lo troverete più o meno a questo prezzo, se non a di meno. Ci può avere delle piccole oscillazioni. Andiamo a vedere quella in doppia copia rossa, per esempio. Quella in doppia copia rossa invece è venduto da un venditore esterno ad Amazon ed anche spedito dallo stesso venditore esterno ad Amazon. Quindi in questo caso è il venditore che decide il prezzo di vendita dell'oggetto. E quindi sarà la stessa cosa anche per quello Clear. Vedete, questo è il Clear Vinyl ed eccolo, spedizione, sempre lo stesso venditore e quindi sempre allo stesso prezzo. Ok? E quindi questo è per quanto riguarda Finale Enough Love di Madonna. Vedete, tra l'altro la discoteca laziale, questo qua trasparente, è ancora disponibile, 50 euro. Ok? Andiamo a vedere se alla discoteca laziale c'è Mauro Picotto. Mauro Picotto non c'è alla discoteca laziale. Andiamo a vedere se su Amazon invece ancora hanno il vinile di Mauro Picotto, così vi faccio vedere. Mauro Picotto vinile, eccolo qua. Sì, dovrebbe essere questo vinile, c'è scritto, eccolo qua, vinile 23-25, è un doppio vinile, guardate che bello che è, poi io lo aprirò. Allora, e questo costa veramente poco per essere un doppio vinile, li pagate circa 11 euro, neanche 12 euro l'uno, essendo un doppio vinile. Come vedete, vabbè, stava a 22,46, adesso sta a 23,25, più o meno, diciamo, il prezzo è quello, è arrivato pure quasi a 26 euro, ma adesso si può anche comprare perché sta a pochi centesimi di differenza dal suo prezzo standard. Ok? E qua ci sono la lista delle tracce, come vi ho detto: Pulsar, Komodo, Iguana, Lizard, Proximus Medley with Adiemus, non lo riesco mai a dire questa parola, poi Pegasus e Komodo, poi al disco 2 c'è Pulsar, Iguana, Lizard, Back to Cali, Like This Like That e My House. Ok? Quindi questi sono i brani contenuti in questo bellissimo vinile. Allora, un altro vinile che mi sento di consigliarvi, Two Brothers on the Fourth Floor in vinile, eccolo qui, vinile, 35 euro, pure questo è un doppio vinile, che sia doppio lo si evince, vabbè, da qui, disco 1, disco 2, ma nella descrizione, come vedete, qui c'è sempre scritto quanti sono effettivamente i dischi. Ok, qui dentro c'è di molto famoso, c'è Dreams, c'è Never Alone, c'è Fly, c'è One Day, c'è Even Is Here, diciamo ce ne stanno tantissimi molto belli, There Is a Key, cioè veramente un'altra compilation secondo me per gli amanti della musica dance underground degli anni 90. Questo è un 30° anniversario, doppio vinile limited edition, veramente veramente consigliato. Ok? Quindi questo ve lo consiglio vivamente di prenderlo. Diciamo adesso volevo farvi vedere proprio il sito, visto che stiamo parlando di vinili, il mondo del vinile.it. Come vedete, il mondo del vinile.it è un sito dedicato interamente al vinile. Come vedete ci sono i vinili di musica italiana, vinili speciali, vinili picture disc, vinili colorati o trasparenti, che è diviso in 2 liste e presto ce ne sarà pure una terza perché sono tantissimi su Amazon i vinili colorati o trasparenti. Poi ci sono quelli autografati, ne devo aggiungere ancora degli altri che sono usciti. Poi ci sono le compilation su vinile, poi ci sono tutti i vari best seller di Amazon, quindi in base alla tipologia di musica, dance ed elettronica, country, straniera, insomma in base al tipo di musica voi potete andare a vedere i best seller, cioè quelli che hanno venduto di più su Amazon. Ok, c'è anche la musica pop, rock, hip hop e poi un altro che io uso parecchio è questo qui, i vinili in uscita nei prossimi 90 giorni. Ok,
Cliccando qui verrete trasportati sulla pagina di Amazon e vedrete i diciamo vinili che ancora non sono usciti ma che usciranno a breve. Ok? Come vedete il primo, ecco, That's Up, e poi ci sono vari, andando avanti, prenotazione sempre al prezzo minimo garantito, importantissima questa cosa, perché da quando voi fate l'ordine a quando vi arriva quando viene spedito il disco, voi innanzitutto Amazon non si prende i soldi fin quando non spedisce il disco. Voi fate la prenotazione. Se in quel lasso di tempo, da quando voi avete ordinato il disco e da quando viene spedito, quel disco va in offerta anche solo per un'ora, un'offerta breve, voi lo pagate al minimo a cui quel disco è arrivato durante il periodo di tempo dall'ordine alla spedizione del disco. Ok? E ripeto, i soldi vi verranno tolti solo nel momento in cui il disco viene spedito. C'è pure questo disco bellissimo di Tiziano Ferro, vinili colorati e autografati, quindi andiamo a vedere come sarà. Guardate che bello, pure gli inner sleeve, questo è proprio bello bello bello. Costicchia un po' perché costa 49 euro, come vedete ovviamente il prezzo è rimasto invariato, non ci sono state offerte, sono due vinili. Andiamo a vedere se nella descrizione del prodotto, no, non c'è la lista dei brani, sembra strano. Andiamo a vedere più giù, no, non c'è la lista dei brani, devono ancora finire di mettere due LP colorati autografati, devono ancora finire di mettere la descrizione di questo, infatti l'avranno messo da poco. Molto bello anche questo. Questo Eros Ramazzotti io l'ho preso, deve ancora arrivare, questo arriverà tra pochi giorni, perché questo uscirà il 16 settembre, oggi è 13, tra 3 giorni. Guardate che bella versione che è questa, guardate. Questo è l'ultimo disco di Eros, Battito Infinito. Questo ovviamente, andate a leggere, c'è un solo vinile, però è colorato, quindi è vinile colorato, card autografata, esclusiva Amazon It, quindi questo sarà un bellissimo vinile da collezione. Uscirà il 16 settembre, potete ancora giudicarvelo. Costicchia, però purtroppo è un nuovo disco di Eros Ramazzotti e quindi costicchia per questo motivo. Ok? Poi ci sono i Pink Floyd, guardate, queste sono due versioni diverse. Questo qua sarà vinile nero sicuramente, infatti sarà vinile nero, e questa sarà l'edizione speciale. E infatti un'edizione speciale, diciamo, quasi a cofanetto, diciamo così. È la versione deluxe, come vedete, e costa 68 euro. Ok, ultimamente i vinili stanno aumentando parecchio di prezzo. Guardate per esempio, ecco, un live di Marco Masini, 83,12 euro da 99,70, comunque è parecchio. È tanto anche il 25esimo anniversario del disco degli Aquarium, che è stato diciamo un successo. Ci sono dentro, c'è My Oh My, molto famosa, Barbie Girl, con cui loro sono diventati famosissimi, Dr. Jones, pure molto molto famosa. Si trovavano negli anni 90, si trovavano i mix di questi brani. Comunque 39 euro, un disco colorato bellissimo, perché questo è un rosa fluo, ok? Quindi è un rosa quasi fosforescente, chiamiamolo così. E poi ci sono tanti altri vinili che sono di prossima uscita. Come vedete potete sfogliare come se foste dentro un negozio di dischi, andare a vedere anche quelli che sono i vostri preferiti. Vedete, ci sono i Beatles, questo è un bellissimo, è il Revolver dei Beatles, bello bello anche questo. Ci sono tante ristampe, 82 pagine sono, quindi ecco, Claudio Baglioni, La vita adesso, bellissimo anche questo. Di Claudio Baglioni quasi sarebbe da rifare la discografia completa, però se riuscissero a fare dei cofanetti magari sarebbe meglio, ecco. Qui ci sono la lista dei brani che hanno preso appunto dal retro del disco, ok, senza che vi faccio perdere troppo tempo.
Poi vabbè ci sono i dischi di Cristina D'Avena, ecco un 40° anniversario di Thriller, eccolo qua, Thriller 40° anniversario, io già ce l'ho in 3 versioni, Thriller ce l'ho pure in picture disc e basta, cioè tra l'altro se voi scrivete allora PH Thriller Michael Jackson vinile picture disc, eccolo qua, dovrebbe essere questo, a 23 € vi portate a casa un picture disc che è favoloso, io l'ho preso ed è favoloso questo picture disc, guardate, ve lo faccio vedere anche bello grande, questo è un picture disc veramente da avere, anzi vi faccio vedere qualche altro picture disc da avere, quindi Michael Jackson picture disc, vediamo se ci sono ancora, allora questo ancora si trova grandioso, io questo l'ho preso, allora perché questo per me è uno dei più bei picture disc che siano mai stati realizzati, è ricchissimo di particolari, quando voi pensate di averli visti tutti, vedete qui ci sono disegni dentro disegni, guardate la ricchezza di particolari, e questo picture disc vi posso assicurare che è stampato benissimo, quindi lo consiglio a tutti l'acquisto di questo picture disc, veramente io ne prenderei un'altra copia, veramente, per quanto mi piace, per quanto sono affezionato, poi anche i brani contenuti dentro sono uno più bello dell'altro, allora andiamo a guardate pure il retro, guardate che spettacolo, e poi sono pure 2 vinili, perché questi sono 2 vinili, vedete, sono 4 lati e sono 2 vinili, tutti e 2 picture disc, quindi calcoliamo che il minimo acquistato è stato 32, mo sta a 34, quindi per 2 euro non è quello che fa la differenza. Guardate la ricchezza di particolari, guardate, è una cosa meravigliosa questo vinile, meravigliosa. E poi guardiamo quello che ci sta dentro, cioè c'è Gem che ha avuto un successone, Black or White, Will You Be There, Dangerous, Who Is It, sono tutte Heal the World, è bellissima, la conosciamo tutti, è una canzone quasi famosa come We Are the World, veramente, cioè anzi famosa come We Are the World, senz'altro Heal the World. Guardate che questo è un disco che in picture disc, anche magari solo per appenderlo, secondo me va preso e va avuto nella propria collezione, questo è un must che non si può non avere, ok? Allora torniamo un attimino su volevo tornare su il mondo del vinile, ilmondodelvinile.it, eccolo qui. Andiamo a vedere per esempio i vinili autografati. Vinili autografati molti non si trovano già più, però per esempio ecco questo dovrebbe essere vinile autografato, vedete, numerata autografata 25 euro, questo è Piero Pelù, ok? Poi se volete, qui per esempio è Shiva, Elisa, ecco, Ritorno al futuro, vinile ancora si trova, costa un sacco di soldi perché prima costava tipo 38 mi pare, adesso purtroppo in vinile vedete il rivenditore non è più Amazon, comunque questa è l'autografata, la versione autografata a quasi 60 euro. Vabbè, Vasco Rossi, questo se lo vendono a 70, è pure poco, 2 LP colorati, autografati e numerati, sempre da quel venditore che abbiamo visto prima, 73,84 €, io questo l'ho preso, ce l'ho, però l'ho preso all'epoca, e questo 73 euro ancora un ottimo prezzo, ce ne sono alcuni molto vecchi che io ho messo qui, ma sono tutte le versioni autografate, tutte versioni speciali, chiamiamo Gabbani, vedi? Qui c'è scritto vinile colorato, autografato e numerato, esclusiva Amazon IT, e tra l'altro è ancora venduto e spedito da Amazon, vuol dire che ce n'è ancora delle copie, e come vedete il prezzo è abbordabilissimo, 33 euro. Vedete, quando ce l'ha ancora Amazon, diciamo si può ancora acquistare. Quindi il mondo del vinile.it, dovete partire per fare gli acquisti da ilmondodelvinile.it, ok? Adesso vediamo di tornare qui in studio, ok? Allora c'è qualcuno che telefona ma non ci interessa. Allora in chiusura di diretta
volevo ricordarvi di partire. Se volete acquistare del materiale su Amazon, andate su classe74.it, che è un sito da cui partire per fare gli acquisti su Amazon. Ok? Quindi da classe74.it poi potrete raggiungere anche starwarsstore.it, o ci potete andare direttamente www.starwarsstore.it. Ok? Star Wars Store ovviamente tratta tutto ciò che ha a che vedere con Star Wars e con diciamo il mondo, cioè la galassia lontana lontana, chiamiamola come va chiamata. Io sono un grande fan di Star Wars, della galassia espansa pure, perché ho visto un po' tutte le serie diciamo animate, ho visto tutti i film, tutti gli spin-off, tutte le varie serie che sono uscite. L'ultima tra l'altro mi è anche piaciuta, che è Obi-Wan Kenobi, molto molto bella come serie. La Disney sta sfruttando al massimo questo merchandising inventato da George Lucas, ok? C'è da dire che sul sito troverete spade laser, action figure, libri, fumetti, tutto ciò che è uscito, anche accessori per la casa. Hanno fatto le tende per la doccia addirittura a tema Star Wars, hanno fatto i guanti da forno a tema Star Wars. Guarda, troverete di tutto sul sito, di tutto, di più. Veramente, tutti ovviamente i vari DVD, Blu-ray, chi più ne ha più ne metta, di tutto ciò che è uscito su Star Wars. Quindi ripeto, www.starwarsstore.it. C'è un altro sito molto importante che è legolando.it. In una delle prossime live io farò vedere, diciamo, monterò in live questo Lego, e farò proprio, questo è un Lego Creator 3 in 1. Io voglio fare questo shuttle perché non mi interessa né il modulo lunare né il missile, a me interessa lo shuttle. Quindi in una prossima live monteremo in tempo reale, quindi senza time lapse, un bellissimo Lego, che mi ha regalato tra l'altro mio fratello a Natale. Quindi una delle prossime live a breve sarà appunto montare Lego, tra l'altro 31117 Lego Creator, ed è lo shuttle. Ok? Parlavamo di www.legolando.it, dove troverete tantissimi set di Lego, diciamo organizzati anche per fasce di età, per tipologia. Insomma, è un sito sul quale ho perso parecchio tempo anche quello. Vi rimandano tutti i miei siti sempre agli acquisti su Amazon. Nessuno dei miei siti è uno store, perché sono solo dei consigli che io do su oggetti che sono in vendita direttamente su Amazon. Quindi non dovrete registrarvi, non dovrete fare nulla sui miei siti, se non andare a scegliere gli oggetti, e poi vi si aprirà Amazon, il sito ufficiale di Amazon, e lì con la vostra user, con la vostra password, potete fare gli acquisti in tutta tranquillità. Ok? Mi pare che ho detto tutto. Vi invito di nuovo a qui c'è sopra, qui www.djsgottalent.com per iscrivervi a questo talent organizzato dagli amici Congi DJ, Daddo DJ e Conte Max DJ. Quindi da parte di Reni J io vi consiglio di iscrivervi al DJ's Got Talent. Ok? Un altro sito che mi sono dimenticato proprio in finale di live è renijstore.it. Ci tengo moltissimo a questo sito perché è dedicato interamente alla musica. Io sono un appassionato di musica, io sento musica a partire dalle cassette, i vinili qua sotto, voi non lo potete vedere, c'ho un mobiletto pieno di 78 giri. Appena avrò la possibilità di acquistare, io ho 8 giradischi, nessuno gira a 78 giri. Appena avrò la possibilità di comprare un Pioneer PLX 500 o un ATLP Audio-Tecnica 120 o 140 USB, allora potremo ascoltare anche i 78 giri, sempre tramite Reni J. Mi sa che su YouTube nessuno ha passato dei 78 giri, magari io sarò il primo a cominciare a passare dei 78 giri su YouTube.
ok? Mi manca solo il giradischi, quindi appena avrò la possibilità prenderò un giradischi e passeremo questi vinili 78 giri, che non erano proprio vinili, alcuni sì, alcuni no, insomma c'è pure da fare tutto un discorso sui 78 giri che sono completamente diversi dai 33 e dai 45 che sono qui. A proposito, nelle prossime live pure cominceremo l'archiviazione di tutti i miei vinili, perché è arrivato il momento di dargli una numerazione sequenziale, se no non li riesco a trovare e la mente non si ricorda più quelli che ho, quelli che non ho, mentre io prima avevo tutto l'archivio, tramite l'archivio sapevo se un disco ce l'avevo o non ce l'avevo, quindi per evitare pure di fare acquisti doppi mi conviene appunto iniziare a fare questo archivio, e faremo anche questo insieme in live. Ok, quindi molta carne al fuoco per questo quest'autunno che si avvicina sempre di più. Siamo a settembre, quindi voglio dire l'autunno è prossimo. Detto questo, io vi saluto con la sigla finale, vi do appuntamento alla prossima live e vi invito a registrarvi, ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, che è l'unico modo che avete per seguire le mie live, perché io non so quando ho il tempo di andare in live, e quindi l'unico modo che voi avete è tramite la campanella che vi avvisa: guardate che c'è Renato De Vita, Reni J in live. Ok? Detto questo, vi ricordo che in descrizione di questo video troverete i link per fare gli acquisti di sia Mauro Picotto, eccolo qui, Mauro Picotto The Best Of, con Lizard, Pulsar, Pegasus e Komodo, e per fare l'acquisto vi metterò pure qualche altra versione di Madonna, e poi ci metterò anche per fare l'acquisto di qualche altro vinile che vi ho fatto vedere, come quello dei Two Brothers on the Fourth Floor. Ok? Detto questo, vi lascio alla sigla finale e ci vediamo alla prossima live. Grazie di essere stati qui con me, grazie mille, arrivederci a tutti, ciao.